Si tratta di un paio di vespe, una è già presente come endemica in Sicilia e questa è la Vespa orientalis. Quello che preoccupa è che questa vespa, che ama il caldo, si sta spostando dalla Sicilia al nord. Segnali che la natura ci dà per dire: svegliatevi, state rovinando il vostro habitat. Sono due le specie di vespe aliene che minacciano le api, Vespa velutina e Vespa orientalis, il loro nome. Avvistamenti si sono registrati anche sul nostro territorio. Sporadicamente sì, però casi isolati. Non abbiamo ancora l'invasione che è invece in atto per la Vespa velutina, Toscana, Liguria e Basso Piemonte. Vespa orientalis è semplicemente il meridione. Sono aggressori dell'alveare. Loro cercano la parte proteica delle api, quindi proprio catturano le api per scartare testa e coda, come si fa con la grappa noi veneti. Insomma, il concetto è chiaro e dice il presidente degli apicoltori veneti dovrebbe esserlo anche per la politica, alla quale si chiede di investire in ricerca. Arriverà il giorno nel quale dovremo chiedere il sostegno delle istituzioni. Una soluzione quindi va trovata per Apat, che ha celebrato il 50° della sua fondazione a Spresiano, dove all'orizzonte c'è un importante traguardo. Il 25 novembre scorso abbiamo consegnato tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento del marchio Miele IGP del Piave e quindi quest'anno abbiamo creato anche il consorzio e adesso attendiamo questo riconoscimento che sicuramente porterà frutti per tutti quanti gli agricoltori della nostra provincia. Passare a livello nazionale e poi anche a livello europeo, quindi diciamo che l'iter non è proprio immediato. Certo è che noi ci auguriamo per il prossimo anno di avere questo nuovo prodotto certificato.